al Signore. Vogliamo aprire la Bibbia, leggeremo un salmo insieme, un salmo molto semplice, Salmo 142, con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo che il Signore ci consoli questa mattina, ci dia speranza, alleluia, e consapevolezza che Lui può ogni cosa. Alleluia. Salmo 142. Alleluia. Leggo. A Dio sia la lode e la gloria. Io grido con la mia voce all'Eterno. Con la mia voce supplico l'Eterno. E fondo il mio lamento davanti a Lui. Espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi. Non c'è alcuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare. Nessuno si prende cura dell'anima mia. Io grido a te, o Eterno. Io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sii attento al mio grido, perché sono ridotto in misero stato. Liberami da quelli che mi perseguitano, perché sono più forti di me. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome. I giusti trionferanno con me, perché mi avrai colmato di bene. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. È un salmo di Davide, del re Davide, quando ancora non era stato riconosciuto re da Israele, ma era stato comunque unto da Dio come re di Israele. Si trovava fuggiasco quando scrive questo salmo in forma di preghiera, un cantico in forma di preghiera, e si ritrova a scappare, rifugiandosi in una spelonca, in una grotta, dal re Saul, che era il suo re, era anche suo suocero, che aveva sposato una figlia, e per lui aveva fatto tante cose, aveva combattuto tante battaglie per re Saul, aveva affrontato un gigante da fanciullo, mentre lui aveva paura e tutto Israele aveva paura. Lui aveva affrontato questo gigante, fonte di paura per tutto Israele, ma questo ragazzino ha avuto il coraggio, nel nome dell'Iddio degli eserciti, che lui offendeva, nel nome dell'Iddio degli eserciti che tu offendi, io vengo a te a combattere, ti combatto. E con una semplice fionda, con una pietra, la lanciò e questo gigante cadde a terra. Gloria al Signore. Questo lo aveva fatto, lo aveva segnalato, era entrato nel cuore di Saulo, di tutto Israele, era cresciuto nella sua casa, nella sua famiglia, è diventato il generale dell'esercito di Israele, più vittorioso e più temuto. Eppure Saulo aveva risposto a tutto questo con invidia omicida, voleva uccidere il re, Davide, il futuro re di Israele. E premetto anche che spesse volte Saulo si trovava turbato a causa di uno spirito che lo faceva soffrire interiormente. E quando Davide suonava per lui l'arpa, cantava, salmeggiava, lui si rasserenava, questo spirito fuggiva
perché Davide lodava il Signore, suonando l'arpa e cantando, salmeggiando, lodava il Signore, e il nemico si allontanava, lasciava in pace Saulo. E come ricambia tutto questo Saulo? Con l'invidia, perché sapeva di essere stato rigettato da Dio e sapeva che Davide era il prescelto, colui che Dio aveva scelto, che doveva prendere il suo posto, e voleva ucciderlo. Davide si rifugia, scappa, trova questa grotta e abbiamo letto: io grido con la mia voce all'Eterno, con la mia voce supplico l'Eterno. Era solo. Si grida col cuore, a volte il cuore grida, ma quando si grida anche con la voce, credo che la disperazione sia molto alta. Si trovava a soffrire veramente in modo atroce, ma si rivolgeva a Dio. Davide sapeva che in quella condizione chi poteva aiutarlo era solo Dio. Lo aveva sperimentato tante volte, ma ancora in quella volta lui comprende, mentre è solo con Dio, comprende che Dio può intervenire e può liberarlo da quella prigione, possiamo dire. A volte anche noi come credenti possiamo trovarci perseguitati, possiamo trovarci come rinchiusi in una prigione, non troviamo via d'uscita, ci troviamo a volte come in un tunnel per dei motivi vari, svariati, non so, sarebbero tanti gli elementi da poter descrivere, ma a volte possiamo trovarci proprio così, nella disperazione. Cosa fare? Rivolgiamoci al Signore. L'unica via d'uscita è, rimane e sarà sempre Gesù nostro Signore. Alleluia. Davide non era finito in quella caverna per ambizione personale o perché si era allontanato da Dio, ma era costretto a rifugiarsi, a stare da solo da un nemico rancoroso. Era una caverna, quella particolare, la caverna della solitudine, ma quella caverna, possiamo dire, faceva parte del piano di Dio per la vita di Davide. A volte abbiamo bisogno anche noi di trovarci in una caverna da soli. D'altra parte, se voi ricordate, anche Gesù invita a stare da soli con Lui, no? Gesù stesso si appartava, saliva sul monte, lasciava i discepoli, stava con loro in modo conviviale, ma poi lo vedevano allontanarsi, salire sul monte, o se non c'era un monte, in disparte, e pregare. Gloria a Dio. Dio ci aiuta ad essere uomini e donne di preghiera, cioè a fare in modo che la preghiera sia sempre qualcosa di presente nella nostra vita. Pregare Dio è la soluzione per ogni avversità. Alleluia. Se voi ricordate, Paolo e Sila erano in prigione, è vero? E cosa facevano in prigione? Pregavano, cantavano l'inno a Dio, lodavano il Signore. Ad un tratto, verso mezzanotte, ci fu un terremoto. E si aprirono le porte del carcere e i ceppi che avevano i piedi si aprirono pure, furono liberi. Nella preghiera trovi la libertà. Amen. Nell'invocare il nome di Gesù trovi la libertà, trovi la luce che non riesci a vedere, e a volte combatti contro niente, ti sembra di dare dei pugni contro l'aria, no? Ma cosa sto facendo? Sto cercando di reagire, ma non è efficace la mia reazione, è perché non stai pregando.
E anche se preghi, a volte la preghiera è inefficace perché non preghi col cuore. Bisogna pregare con il cuore. Alleluia. Io grido con la mia voce all'Eterno, ma al di là della voce c'era un cuore che ardeva, soffriva. Alleluia. In quella caverna nessuno poteva sentirlo, ma Dio poteva udirlo. Alleluia. Alleluia. Con la mia voce supplico l'Eterno, il mio lamento, lo effondo davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Esponiamo la nostra tribolazione in preghiera. Alleluia. Gloria a te, Signore. Lì, in quella grotta, Davide si rende conto che nessuno era dalla sua parte. Lì si rende conto che quegli uomini che lo avevano osannato lo avevano abbandonato e seguivano Saulo. Si rende conto di essere solo. Guarda alla mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosce. Come? Prima ero Davide, il generale dell'esercito che vinceva Israele, e adesso non mi riconoscete più, mi inseguite per uccidermi. Magari tra quegli inseguitori c'erano gli uomini che lui aveva anche comandato, chissà, guidato in battaglia, chi lo può sapere, forse anche. Come si poteva sentire Davide? E ancora scrive: ogni rifugio mi è venuto a mancare. Nessuno si prende cura non di me come persona, ma dell'anima mia. Gloria al nome del Signore, amen. A volte in certe situazioni è bello qualcuno che ti dice: sono qui, dai, se hai bisogno, ci sono, ti ascolto. Trovare queste persone è una rarità, ma c'è qualcuno disposto sempre ad ascoltarci. Amen. Perciò ti dico, prega, e prega col cuore. Gloria al Signore, alleluia. È bello sperimentare quando dice Gesù: entra nella tua cameretta, serra l'uscio e nel segreto fa conoscere al Signore il tuo segreto, e nel segreto il Signore ti risponderà, ti benedirà. Amen. Alleluia. Il segreto, Davide lo ha trovato nella parte segreta, in quella caverna. Era solo. Se usciva fuori magari lo uccidevano, ma in quella caverna era solo con Dio. Alleluia. E ha sperimentato la fedeltà di Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Lì si rende conto che non c'era nessuno dalla sua parte, nessuno si prendeva cura di lui, ma in quel luogo solitario Dio gli insegnò a resistere anche senza alcun appoggio umano. A volte cerchiamo l'appoggio dell'uomo, ma prima di tutto cerca l'appoggio di Dio. Amen. Poi il Signore, se vorrà, si servirà di qualcuno per darti il suo appoggio, e se non te lo darà Lui in prima persona, il suo appoggio. Gloria a Dio. Gloria. Alleluia. Superata la grotta della solitudine, Davide, maturato nella fede, può dire: poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Amen. Alleluia. Quindi entra in quella grotta pieno di paura, sconcertato, afflitto, ma in quella grotta lui sperimenta la fedeltà di Dio, e Dio gli fa capire che anche senza l'appoggio di nessuno, lui era per lui il re che aveva scelto. Alleluia. Non ti preoccupare. A volte gli uomini ti innalzano e poi si dimenticano di te e ti abbassano.
ma per Dio quello che eri, sei e sarai ancora, se il tuo cuore è sempre aperto a Lui. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. L'esperienza di Davide nella spelonca è la figura di ciò che anche Gesù visse nel Getsemane, ricordate? Solo. Doveva affrontare la croce e si allontanò dai suoi discepoli. E quella preghiera meravigliosa che elevò a Dio, lo preparò per quello che poi doveva affrontare. Oh Padre, fa che questo calice si allontani da me. Amen. Ma pure non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà sia fatta. Questo era il suo segreto, la sua paura interiore come uomo. Gesù era vero uomo e vero Dio. E la sua parte umana aveva paura. Come affrontò la paura? In preghiera, confessando anche la sua debolezza come uomo. Amen. Alleluia. Ma è stato disposto comunque a fare la volontà di Dio, si è umiliato. E così dobbiamo fare anche noi. Forse dovrò soffrire, Signore, ma io voglio fare la tua volontà. Alleluia. Quindi l'esperienza di Davide nella spelonca è la figura di ciò che Gesù visse nel Getsemane. Egli affrontò la sua personale solitudine. Gesù fu lasciato solo. Tutti lo abbandonarono. Ricordate? Qualcuno lo vedeva da lontano, come Pietro, stava lontano, altri discepoli lontano. Vedevano, assistevano, ma non potevano fare nulla. Gesù fu lasciato da solo. Per questo lui ci comprende. Quando ci sentiamo soli, e siamo soli, ma con lui non saremo mai soli. Amen. Alleluia. Proprio attraverso quell'agonia Gesù è diventato il nostro Salvatore, il nostro rifugio e la nostra forza nelle difficoltà. Possiamo dire amen? Amen. Alleluia. Quindi se ci troviamo rinchiusi, senza via d'uscita, a volte come in prigione, ci sono tanti tipi di prigione, a volte prigioni anche mentali. Sei convinto di una cosa, ti hanno inculcato una cosa e sei prigioniero di quell'idea, no? Prigionie anche a volte sociali, costretti sempre a rinunciare a delle cose, non poter scegliere diversamente, no? Sono tanti tipi di prigioni. Alleluia, colui che può aprire le prigioni è Gesù. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Quindi in questa mattina vogliamo lasciarci guidare dalla forza che ci è dall'esempio di Cristo. Abbiamo letto di questo esempio di Davide, che è un uomo, era un uomo, è un uomo. Alleluia, come noi, che ha potuto gridare nella sua solitudine, nella sua disperazione a Dio e ha fatto questa esperienza. Alleluia. Ha potuto dire: Signore, tu sei la mia destra, io non sarò affatto smosso. Alleluia. Ha potuto dire: sii attento al mio grido. Ha potuto confessare il suo stato: sono in misero stato. Ha potuto fare la sua preghiera: liberami, Signore, da quelli che mi perseguitano, perché sono più forti di me. Ha ammesso la sua debolezza. Alleluia. Fa che io celebri ancora il tuo nome, Signore. E poi si conclude questo salmo, questa preghiera così, con questa certezza. Ed inizia con una certa certezza il fatto che la sua disperazione è quella, è un uomo che è costretto a scappare, ma si conclude con un'altra certezza: i giusti trionferanno con me, perché mi avrai colmato di bene. Amen. Vedete, a volte la disperazione, la grotta, la prova,
produce in noi qualcosa di cui abbiamo necessità e che Dio vuole che noi impariamo. Considerate una grande gioia quando vi trovate in svariate prove, perché la prova della vostra fede produrrà qualcosa di meraviglioso, la costanza, la certezza, amen? La consolazione. Gloria a Dio, alleluia. Vogliamo imparare a dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Amen. Non vogliamo essere lì sempre a piangere su noi stessi, vogliamo imparare a reagire nel modo giusto. Ma qual è il modo giusto? Pregando. Alleluia. Qual è il modo giusto? Parlare delle cose tue più profonde con colui solo che è in grado di comprenderti e capirti, perché è Lui che ci ha fatti. Amen. Amen. Per questo ci capisce, Lui ci ha fatti, sa come ci ha fatti, amen, e ci comprende, sa comprendere le nostre ragioni, sa comprendere i nostri torti, sa comprendere i nostri errori. Siete d'accordo? Amen. Alleluia. Sa perdonarci, amen, sa amarci. Questa mattina vogliamo affidare le nostre vite al Signore. Amen. In preghiera sentivo proprio che qualcuno ha un'amarezza interiore. Non so che il Signore può liberarti da questa amarezza. Amen. Alleluia, forse una delusione grande, una paura, non so. So che il Signore, se senti di essere inseguito da qualche nemico, se senti di essere entrato in una grotta, so che il Signore ora in questa grotta ti insegnerà che Lui solo è la luce. Amen. Amen, che Lui solo è fedele con te. E se ha deciso di elevarti a qualcosa, nessuno lo potrà fermare. Amen. Amen. Alleluia, se Dio decide di benedire, nessuno fermerà la sua benedizione. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziarlo insieme, alzandoci in piedi e invocando il suo nome insieme. Amen. Alleluia.